Tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte, oggi con noi Leonardo Onida, direttore artistico di Ottobre in Poesia. Ci vediamo tra pochissimissimo. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Pelle Ermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. La nostra agenzia si occupa personalmente di addobbi floreali, lapidi e tombe di famiglia, garantendo un grosso risparmio. Agenzia funebre Funerarte, un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui, benvenuti e benvenuto a Leonardo Onida. Ciao, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Allora, piacere. Poeta, partiamo subito dalla tua figura, poi abbiamo tantissime cose da dire perché c'è un evento che organizzi, che ne sei direttore artistico, incredibile, e lo voglio proprio tutto spulciare, mi devi dire tutto di questo evento. Però tu sei un poeta che ti definisci un non poeta? Fammi capire questa cosa. No, ho letto da un'intervista. Ah, ecco, sì. Cioè, non è che... In realtà nasce da una provocazione, da un gioco. In quell'intervista qualcuno mi chiese, ma alla fine un poeta che cos'è? Tu sei un poeta? E io provocatoriamente, siccome la poesia la si cerca e spesso non la si trova, io ho risposto che sostanzialmente il vero poeta è colui che sa di non sapere, come diceva Socrate, e quindi non può che definirsi un non poeta. Nel senso che non è compiuto, ma cerca la sua compiutezza attraverso una continua ricerca di se stesso e dei versi che sono quindi la chiave della alla poesia. domanda qual è la tua poesia, forse non c'è una poesia tua ben definita, sei sempre un po' alla ricerca, un po'... Provocatoriamente ti potrei dire che la mia poesia è quella che non ho ancora scritto, però starei citando un altro poeta e quindi peccherei di... Non solo, anche certi calciatori, no? Esatto. Qual è la partita migliore della tua vita? Quella che devo ancora giocare. Ok. Però c'è una definizione bellissima, anche se la poesia è impossibile da definire, da inquadrare, ma un poeta greco, Kavafis, disse un giorno che la poesia cerca risposte a domande non ancora fatte. E quindi se io rispondessi a una domanda non sarei dentro la poesia, sarei dentro la scienza, la letteratura, l'arte in genere. Ma rispondere a domande non ancora fatte è un bel azzardo. Questa è una definizione che a me piace molto. È un bel azzardo. Intanto stiamo vedendo qualche tua immagine che abbiamo rubato dal tuo profilo Facebook. Potevamo? Sì, sì, carta bianca, assolutamente. Quindi fai tantissime cose, tantissimi incontri e appuntamenti. E adesso questo è diventato
il tuo lavoro, ma prima facevi ben altro, cioè facevi la poeta, sei nato poeta, o non poeta, sei nato? O non poeta. Diciamo che sono nato con la necessità di cercare sempre nuove domande e non accontentarmi delle risposte. Questa è un'altra delle caratteristiche della poesia e di chi ama fare poesia. In realtà io nella vita ho fatto tutt'altro fino a 13 anni fa, mi occupavo di tecnologia, di telecomunicazioni, ho lavorato nel mondo della produzione di telefoni cellulari, per 10 anni ho fatto l'agente di commercio, ma ho sempre avuto la passione per l'arte, la letteratura e la poesia. Allora tu riuscivi a trovare la poesia in un ambiente lavorativo che allora era molto diverso da quello che uno può immaginarsi un poeta che sta, non so, su una spiaggia a guardare il mare al tramonto o all'alba. Questa è un'immagine stereotipata, ma è vero che spesso i poeti vengono pensati come coloro che stanno lì a guardare il tramonto. In realtà, se pensi che il primo calcolatore elettronico è stato realizzato da un poeta filosofo che era Pascal, e se pensi che Steve Jobs, che è uno dei massimi innovatori del secolo, era un informatico, ma in realtà lui ha introdotto la poesia negli Apple, perché se gli Apple sono più belli e più fighi dei Windows è perché hanno la poesia. Io ne so qualcosa perché li uso da anni. Esatto. E quindi dentro quel mondo tecnologico io non solo ho trovato tanta poesia e tanta creatività, ma cercavo le connessioni che non fossero semplicemente informatica pura e tecnologia pura. E ci sono tante persone dentro le aziende che in realtà nascondono una vena artistica, bisognerebbe solo trovare il modo per fargliela tirar fuori. Lavorerebbero meglio se... Questo è vero, molto interessante, sì. E comunque, invece, in questi ultimi 13 anni, questo è diventato il tuo lavoro, poi parleremo ancora meglio della tua associazione, insomma di quello che fai, perché volevo andare subito all'evento, il grande evento che organizzate da 13 anni. Da 13 anni. Ottobre in poesia. Esatto. Numeri pazzeschi, io qua ho qualche dato, ma volevo sentirlo dalla tua voce. Allora, 13 anni fa è nata l'associazione che organizza il primo festival poetico internazionale della Sardegna ed è nato tutto perché io ho deciso di abbandonare un mondo che in realtà era un po' alienante, non mi piaceva più e ho deciso di dedicarmi solo a questo. E da allora sono un operatore culturale come tanti ce n'è che hanno mille difficoltà a realizzare eventi. E il Festival Ottobre in Poesia è alla 13ª edizione ed è diventato un appuntamento internazionale. Internazionale con dei numeri incredibili, tanto per dirne qualcuno, 120 artisti, 4.000 studenti, perché poi vedremo come vengono coinvolti, 6 comuni addirittura coinvolti in questo, sono passati a 6 comuni, quindi insomma abbiamo anche, la regia stava già mandando delle locandine dei vari eventi, perché ricordiamolo, 2 sono già passati lo scorso weekend. Allora, il festival quest'anno è stato diviso in 2 settimane, 18, 19 e 20. Queste sono già le locandine di questo. Queste sono le locandine del prossimo fine settimana, 26 e 27. Il 18, 19 e 20 il festival si è tenuto a Sassari, a Chiaramonti e a Tempio, che sono 2 comuni particolarmente attenti e sensibili. Abbiamo invaso le vie del centro storico, abbiamo appeso 100 lenzuola con 100 versi di poeti internazionali, nazionali e sardi. La comunità di questi paesi, cosa molto bella da riscontrare, e questa è la conferma che c'è molta fame di poesia e molta curiosità, la comunità ci ha seguito in percorsi all'interno del centro storico. Io conosco la realtà di Chiaramonti a livello poetico, perché siamo stati a fare delle dirette streaming con Sardinia Live. Fantastico. C'era signora Sale, Maria Sale. Maria è uno dei partner, è una delle persone che ha reso possibile portare il bene festival. Quella realtà. Comunque allora continua questo weekend, mi raccomando, abbiamo visto le locandine, poi comunque c'è la pagina Facebook, il sito che poi lo diremo per tutte le informazioni, per chi vuole partecipare veramente a questi appuntamenti importantissimi e interessantissimi. Il tema di quest'anno ho letto, col tuo grande ufficio stampa sempre attentissimo che mi ha mandato tutto il materiale. Glielo riferirò e saranno contente. Sono tutte ragazze, tutte giovani donne estremamente appassionate e molto efficaci. Molto bene. E ho visto appunto in questi comunicati che il tema della traduzione.
Sì, allora ogni Spiegaci. anno il festival ha un tema che diventa un po' il leitmotiv, l'elemento di riferimento di tutti gli appuntamenti. Quest'anno abbiamo pensato di usare un gioco di parole, infatti se si guarda il titolo è Translate, Sì. che in inglese vuol dire tradurre, si rimanda e si richiama un po' al Eccolo qua, concetto della Translate traduzione, in una locandina. ma è anche la combinazione di trans, che è transformation, Sì. e late, che è ritardo. E la domanda che ci poniamo è: siamo in ritardo per un vero cambiamento? Cambiare la società attraverso la bellezza e l'arte è ancora possibile? Siamo in ritardo per fare questo o ci stiamo talmente imbruttendo tra lotte, conflitti, guerre, incomprensioni, lavoro che manca, che non c'è più spazio per la speranza, quella vera, che non è solo quella religiosa, ma è la speranza di una umanità che prova a tornare a fare i conti con la bellezza. Sì. Questa è la domanda del festival. Bello. Domandone. Domandone Abbiamo apertissimo. risposto? No. Non rispondiamo, tentiamo di far onore a queste domande, Bene. provando a dare dei contributi artistici poi. Benissimo. E insomma qualche ospite ce lo dici? Qualche nome importante? Sì, C'è stato, allora, che ci sarà? tra i 120 artisti coinvolti, moltissimi poeti sardi e pittori. C'è stata Roberta D'Appunt, che è una delle più importanti poetesse italiane, che scrive ancora in italiano, in ladino. C'è stato Silvano Agosti, uno dei più grandi registi e sceneggiatori che ci sono in Italia. Arriva Anna Belozorovic, esperta di traduzioni. Ci sarà Clodi Cadillari, che è la più importante tra le più premiate attrici e registe albanesi, che porterà uno spettacolo in anteprima. Giuseppe Cristaldi, Francesca Romana Paci, insomma tanti ospiti internazionali. E diciamo, la filosofia di base del nostro festival è che la periferia, così come è considerata Sassari e la Sardegna, in realtà è un centro culturale. La vera periferia diventa centro. E quindi i poeti sardi incontrano i poeti e gli artisti di tutto il mondo. Benissimo, un festival internazionale, benissimo, benissimo, molto molto interessante, complimenti, mi hai suscitato molto interesse. Ti è venuta voglia di scrivere poesie? Sì, magari stasera vado a casa. Ti facciamo partecipare al concorso. Ah, ok, chissà. perfetto, che poi ne parliamo di questo concorso che le voglio sapere. Senti, stacchiamo un attimo perché ti faccio vedere, agli amici che hanno problemi con le rughe, tu non ne hai problemi. No, ancora no, però, in realtà problemi con perfetto, no, con quello aspettiamo, anche se ho i rimedi. C'è la soluzione? Sì, Okay. Sempre Pelle Hermosa. Allora, che con noi aspetto. fa la nostra rubrichetta Più sani più belli, però questo appuntamento abbiamo rughe. Li contatto, li posso contattare? Sì, ti do tutto io, però guardati qua, Vai. Più sani e più belli per Vai. le rughe, poi per i capelli vediamo. Chissà. Arrivati più o meno, diciamo, a una certa età, si possono formare, sicuramente si formano le rughe, che sono un sintomo che l'età avanza, ma possono essere tranquillamente tenute a bada utilizzando delle creme e dei sieri. Associato alle rughe a volte possono comparire delle macchie, sia le macchie dell'età o le macchie del sole. Questi sono degli inestetismi che sono molto fastidiosi e che comunque impediscono anche il rapporto sociale con le persone, e cerchiamo sempre di curarle invece che coprirle. I prodotti ovviamente da preferire sono sempre quelli naturali, che non contengano paraffine, che non contengano dei componenti chimici che possono danneggiare la pelle. Il prodotto naturale ovviamente è sempre quello da preferire. Pelle Hermosa propone il siero ristrutturante effetto lifting, che è un fluido idratante, normalizzante e ristrutturante per le rughe, ma anche per tutta la pelle del viso e del collo. Può essere utilizzato da solo oppure abbinato alla crema idratante e la crema nutriente, che sono dei prodotti da abbinare per chi magari ha una pelle più matura o una pelle più giovane. Sono dei prodotti naturali che contengono il principio attivo Elderal, che contengono ingredienti prevalentemente sardi, quindi contengono l'elicriso, la lavanda e tutti i prodotti antinfiammatori che aiutano il ripristino della pelle. Benissimo, allora hai visto, per le rughe
Prodotti Pelle Io ho preso Hermosa, appunti. hai preso appunti, il sito è www.perlehermosa.com, trovi tutti i prodotti lì, qualcosa anche per i capelli, perché ho parlato con loro, c'è anche qualcosa per i capelli, allora, c'è qualcosa. Soluzioni poetiche anche lì. Soluzioni poetiche sì. 2 comunicazioni del centro commerciale Corte Santa Maria, perché siamo sotto Halloween, la festa di Halloween, quindi il 31 ottobre, festa e animazione per tutti i bambini, lo ricordiamo qua al centro, dalle 16.30 alle 19.30 nella galleria negozi. Trucca bimbi, stereghe, sculture con palloncini, insomma un 31 ottobre per i bambini veramente bellissimo qua a Corte Santa Maria, e ricordo anche in Piazza Italia che iniziano i giorni d'oro, quindi sconti fino al 50% su tantissimi articoli. Bene, caro Leonardo, abbiamo parlato del tuo evento, ma ce ne sono anche altri in giro per la Sardegna in questo weekend. Li facciamo vedere velocemente, Sì. soprattutto gastronomici, come la Sagra delle Castagne. A Castagne come siamo messi? Siamo messi bene, tra l'altro è uno dei Roste. frutti più poetici che ci sono, il cuore dolcissimo ricoperto da un riccio che in realtà è il riferimento poetico più emblematico. Fantastico, allora io direi che la Proloco di Arizzo ti potrebbe contattare per un intro, un qualcosa, Un bel gemellaggio. sulla loro Sagra delle Castagne che c'è il 26 e 27 ottobre ad Arizzo, Sagra delle Castagne, ricordo anche delle nocciole, quindi ovviamente si assaggiano le castagne, arte, cultura e divertimento, l'immancabile ovviamente enogastronomia del territorio e anche tappa di autunno in Barbagia questa sagra qui. Poi velocemente Magie del labirinto, questo titolo mi ha colpito molto perché devo dire che è poetico. Vedi? Le magie del labirinto a Benetutti, il 26 e 27 ottobre, sono 2 giorni dedicati alla tradizione con visite guidate e rievocazioni storiche, e c'è anche un percorso alla scoperta degli antichi mestieri, quindi è una cosa molto particolare. A Benetutti, ricordo la pagina Facebook è Le magie del labirinto, mentre prima ad Arizzo, la Sagra delle Castagne, c'è la Proloco di Arizzo che ha la sua pagina con tutte le informazioni. Volevo dare questi 2 annunci, va bene, mi ha fatto bene. Non solo va bene, ma sfondi una porta aperta, perché quello che tu hai appena detto, in riferimento a autunno in Barbagia, la Sagra, le castagne, ha in sé un elemento che è assolutamente creativo e che va a ricercare non solo la produzione di beni, di cose da proporre ai turisti e da vendere, ma è la ricerca della bellezza, e la poesia non è nient'altro che la ricerca del bello, inteso non solo in modo estetico ma in senso emotivo anche. E quindi Ottobre in Poesia perché è il Festival Internazionale della Sardegna? Perché cerca questo. Allora ti faccio vedere ancora un po' di bellezza, che per me è bellezza, mandiamolo un po' di pubblicità. E direi che quella la cosa è bellezza anche quella. serve, giusto? fondamentale. Okay. Spot e torniamo con Leonardo. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. La nostra agenzia si occupa personalmente di addobbi floreali, lapidi e tombe di famiglia, garantendo un grosso risparmio. Agenzia funebre Funerarte, un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna.
Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci con Leonardo, direttore artistico di Ottobre in Poesia. Senti, ma tu sei di Sassari, vero? Sì, sassarese doc, sempre vissuto qua, che è vissuto una scelta, è una condizione di nascita ma anche una scelta di rimanerci. Sassari, devo dire che è una città che ispira alla poesia, ecco. Sicuramente, no? Sì. Io mi immagino il centro storico, le altre parti della città, l'università. Lo Sì, sport, cioè sono tante cose. Ci sono tanti stimoli, è una città che in realtà pare non aver ancora trovato la sua vera vocazione, non sa ancora cosa vuol fare da grande, però questo è anche un lato estremamente suggestivo e bello, perché è vero che c'è tanto fermento, c'è molta più cultura e attività di quella che poi gli stessi sassaresi riconoscono di avere nella propria città. Ci si lamenta sempre a Sassari, non si fa mai niente. Non si lamenta ovunque. Questo è, sempre, no? Sì. Senti, torniamo a Ottobre in Poesia, c'è una parte integrante, se non determinante, di questo evento, che è il premio letterale Città di Sassari. Sì. Cioè, va di pari passo. Sì, è uno degli elementi principali del festival, è un premio letterario internazionale che ha 12 anni, perché lo abbiamo presentato un anno dopo la prima edizione del festival, e la particolarità è che le poesie arrivano in tante lingue da tutto il mondo, e alla giuria tecnica, che è composta da esperti, docenti, scrittori, librai, viene affiancata una giuria a scuole composta da 4.000 studenti. E qua arriviamo ai 4.000 studenti che avevamo detto a inizio puntata. Esatto. Quindi... Gli studenti da 12 anni lavorano insieme ai giurati tecnici, e la cosa molto bella è che ciascuno lavora in maniera autonoma e anonima, quindi la giuria tecnica valuta e premia i suoi vincitori, i ragazzi valutano le poesie, i racconti che arrivano in maniera autonoma, e oltre a darne un giudizio molto competente e ben fatto, trasformano queste poesie o questi racconti in spettacolo teatrale, in musica, in pittura, realizzano dei video, tutto autoprodotto con il coordinamento degli insegnanti, ma dimostrando che non è vero che la poesia ai ragazzi giovanissimi non piace, piace e come. Bisogna solo sapergliela portare e renderli protagonisti. Questa cosa. Beh, poi diciamolo, non so adesso, ma di poesie ce n'è di tantissime sfaccettature, di tantissime tipologie, quindi da quella più classica, dico io da perfetto ignorante magari in materia, a quelle anche che per i giovani sono molto interessanti, molto particolari. E queste due giurie poi come avviene il giudizio finale? Sono proprio due classifiche a sé? Sì, durante il festival, ecco perché è un elemento che è parte costituente del festival, si svolge la cerimonia di premiazione divisa in due momenti. La mattina diamo spazio in teatro ai ragazzi e loro premiano i loro vincitori, la sera, in una cerimonia più istituzionale, la giuria tecnica decreta i vincitori, che vengono comunque invitati tutti i finalisti a Sassari e scoprono di aver vinto o no il giorno. Alcuni possono vincere solo la giuria, il premio della giuria tecnica, oppure quello della giuria scuole. A volte è capitato che le cose hanno coinciso. È fantastico, e lì festa enorme. Comunque tanta roba sto Ottobre in Poesia, Leonardo, ma cioè, l'organizzazione, adesso tu mi hai parlato di poesie del premio letterario che arrivano da tutto il mondo, gli artisti arrivano da tutto il mondo, 4.000 studenti in ballo con chissà quante scuole, 120 erano gli artisti, 6 comuni, quindi come si fa a organizzare un evento del genere? Ecco, e quanto ci vuole soprattutto? Com'è che... Questa è una bella domanda e noi spesso in maniera quasi incosciente ogni anno abbiamo enormi difficoltà, non solo logistiche e economiche, ma ogni anno riusciamo a farlo. Come si fa? C'è naturalmente una squadra meravigliosa dietro, c'è una giuria composta da 10 persone straordinarie, c'è uno staff di 30 ragazzi, ci sono 25 insegnanti che coordinano le scuole e poi ci sono tanti amici, partner, sponsor. La cosa vera è che tutto questo è possibile soprattutto grazie alla sinergia tra comuni.
Abbiamo scoperto che fare grandi eventi d'estate è facile, tutti fanno festival d'estate perché sono già i turisti, ed è facile organizzarlo e avere anche degli sponsor che ci mettono il grano, come si dice. Difficile è destagionalizzare, fare un festival che porta tante persone, non in estate in Sardegna, ma in autunno è un po' più complicato. A noi piacciono le sfide e quindi tutto ciò si può fare grazie a un lavoro di squadra notevole. Senti, all'inizio abbiamo detto che tu venivi dall'ambito tecnologico, ma adesso ormai è 13 anni che hai una tua cooperativa poetica. Sì, c'è un'associazione che si occupa degli eventi puramente artistici e una cooperativa che produce spettacoli teatrali, che all'interno ha anche una piccola casa editrice che è nata un anno fa, e tutto questo è ora la mia attività, che io non riesco a definire lavoro, perché io in realtà non lavoro, io faccio tutto il giorno quello che amo, questa è la scelta più bella che potessi fare 13 anni fa. Senti, in una chiacchierata prima della diretta mi hai parlato di un tuo, come si può dire, un tuo allievo della cooperativa, un tuo, non allievo, autore. Sì, ecco. Sì. Io sono rimasto impressionato, volevo che tu dicessi due parole su questo ragazzo, e prego anche la regia di mandare, tra l'altro è un ospite dell'evento. Sì, quest'anno l'abbiamo inserito e lo facciamo incontrare. Dimmi tutto, perché prima agli studenti. Voglio farlo sentire a tutti i nostri amici, questo ragazzo che cosa ha fatto e che cosa sta facendo. Allora, lui è Giuseppe Cristaldi, è un nostro autore, è uno di quelli che ha pubblicato uno dei libri che sono usciti con la nostra casa editrice, che si chiama Ludo Edizioni, e quindi anche il nome è molto evocativo. In realtà Giuseppe ha scritto già diversi libri, il suo primo libro è stato introdotto da Franco Battiato, lui collabora con Caparezza, è un giovanissimo autore della provincia di Lecce, e lui con il primo libro, che si intitolava Macelleria Equitalia, ha fatto chiudere il petrolchimico di Brindisi, perché ha svelato delle magagne politico malavitose che lo hanno costretto ad andare via da lì. Lui è un nostro autore e lo facciamo incontrare agli studenti. Giuseppe è, non perché pubblica con noi, ma credo che sia uno dei 4 o 5 scrittori più interessanti che ci sono in Italia in questo momento. Complimenti a te, complimenti ovviamente a Giuseppe, 32 anni. Giuseppe Cristaldi, sì. Giuseppe Cristaldi, ricordatevi questo nome e lo possono incontrare? Lo possono incontrare a Ozieri il 26 e poi a Tissi il 27, e il 27 pomeriggio ci sarà anche lui che leggerà alcuni estratti dei suoi racconti all'Exma. Benissimo, benissimo. Senti, altri progetti, so che tu hai tante cose in ballo. Uno già che conoscevo bene è La voce degli elementi con il nostro amico Beppe Dettori. La vera storia degli elementi. La vera storia, sì, scusa. Però non è cosa il tuo... ho detto? La voce, no, la voce, ma non è un lapsus sbagliato, perché tutto è nato dall'incontro di due voci, la mia e ovviamente quella magica, straordinaria di Beppe Dettori. È un testo poetico che io ho scritto tanti anni fa. Ecco qua lo spettacolo, intanto abbiamo le immagini. E racconta la vera storia degli elementi della natura. Quando sono nati, che cos'erano? Terra, aria, acqua e fuoco? E io li ho immaginati come 3 sorelline e un fratellino, 3 femminucce e un maschietto. E che cosa facevano? Andavano alla ricerca della cosa più importante per tutti, che è l'amore. Sì. E dentro questo spettacolo ci sono anche delle poesie che Beppe ha musicato, e da lì è nato questo progetto che porteremo in giro. Io ho visto questo video che stanno vedendo anche i nostri amici, vabbè, non c'è l'audio perché abbiamo le immagini, ma c'è questa anche sinergia, cioè dei versi tuoi con lui che entra con la canzone, con la musica, cioè non è uno che fa una canzone, una poesia, è un miscellaneo, un insieme di voce e musica veramente, veramente interessante. Ci sono delle date che tu sai già, se ci sono delle date prossime? Sì, la prossima data ve la do in anteprima, sarà il 24 di novembre all'interno della rassegna Prendas di Ittiri, lo faremo tempo permettendo all'aperto sul sagrato di una chiesa, quindi un posto meraviglioso, e quella è la prossima data. Poi lo porteremo a Bologna, a Genova e poi in giro in Sardegna ancora. Quindi, prima tappa Tissi in Sardegna 24 Ittiri, 24. Ittiri, scusa, ma oggi, oggi la sì, voce, ti ho dato troppi paesi, troppe cose, troppi paesi, troppe informazioni. Senti, continuiamo noi
a vedere un pochino dei nostri eventi. Ce n'è uno che però, tu mi hai parlato di 24 novembre, questo è il 9 novembre, è una gara di pesca al calamaro. Tu vai a pesca? No, in realtà non più, l'ho fatta, però anche lì vogliamo parlare di quanta poesia c'è dentro la pesca, l'attesa, ti arriverà il pesce come arrivano i versi. Il problema è che tu scrivevi le poesie al posto che tenere la canna in mano. Esatto, infatti eri non già pescavo concentrato sul mare, sulle cose. Abbiamo lo spot di questa gara, il Garbrandt Squid a Castelsardo il 9 novembre, vediamo lo spot e poi torniamo qui. Io sfido Davy Jones. Accettato. Allora Leonardo, un po' di pesca sportiva al calamaro, 9 novembre a Castelsardo. Allora, dico due cose veloci, è una gara, si fa da riva e dalla barca, valgono il calamaro, la gara di pesca al calamaro, ma valgono anche Seppi e Totani, la sera ci sarà una cena tutti insieme, premiazioni, le iscrizioni sono già aperte al negozio di pesca Garbrandt Fishing nel porto turistico di Castelsardo. Quindi uno si fa il giro a Castelsardo, bellissimo, si iscrive alla gara, poi la gara è tutto uno spettacolo. E poi cena con tutti con tutti i concorrenti e tutto, scherzi, dai. Il 9 novembre a Castelsardo, sì. In Sardegna, in pieno autunno, si va a pescare. Perfetto. Poi uno dice la poesia dov'è? Hai visto? Ascolta, parliamo di eventi e di poesia allora, che continuiamo a vedere quelli del fine settimana velocemente. Villa Urbana, Sagra del Pane. Pane in Sardegna c'è una storia che tra storia e poesia veramente, e a Vill'Urbana c'è questa sagra che è lungo le vie del centro storico, dal 25 al 27 ottobre ci saranno mostre tematiche, degustazioni, insomma un grande evento. La pagina Facebook è quella Sagra del Pane Villa Urbana. Poi andiamo dal pane, da dove si può andare? Al vino. Bravissimo. Pane e vino. Pane e vino insieme. Pane e vino insieme. Cioè la fai subito tu una poesia in 3 secondi, già due versi. Ok, due versi anche per chi poi sperando che non alzi troppo il gomito. Questo è Via del Vino a Iglesias ed è la prima edizione di questo evento e ci tenevamo a farlo vedere. 27 ottobre, Via del Vino a Iglesias, quindi ci saranno 4 cantine, degustazioni di vino. E mentre ti degusti il vino, la musica di una nostra amica Claudia Aru, non so se noi l'abbiamo incontrata quest'estate a Puzzuido. Straordinaria artista. Un'artista molto particolare, molto visionaria e di grande talento. Da ascoltare Claudia Aru. E finiamo con Villa San Pietro, sapori d'autunno, e qui è la mostra a mercato classica, i sapori dell'autunno dal 27 ottobre, la pagina è quella della Proloco di Villa San Pietro. Ok, abbiamo detto un po' di eventi del fine settimana, ma ricordiamo sempre Ottobre in poesia questo weekend. Gli ultimi appuntamenti, che sono il 26 di ottobre, l'incontro dei poeti nelle scuole, poi il pomeriggio ci sarà la presentazione del libro di una delle più importanti scrittrici sarde, che è Anna Cristina Serra, nella sala Enjoy di Palazzo della Provincia alle 17. Eccola qua, è lei, giusto? No, lei è Anna Belozorovic, una delle artiste straniere che sarà ospitata e che incontrerà gli studenti. Qua c'è Giuseppe, qua c'è Giuseppe Cristaldi, da andare sempre a conoscere delle scuole. L'altro appuntamento importante è un tributo a Leonardo Sole, che è stato uno dei massimi intellettuali sassaresi, al quale abbiamo dedicato un piccolo reading al Vecchio Mulino. Chiuderemo il 26 al Vecchio Mulino con un concerto jazz di Rebecca Ginatempo e Paolo Corda. L'indomani
chiusura in bellezza a Tissi con un reading poetico con 30 poeti sardi e internazionali e poi lo spettacolo di Claudie Cadillari, che è la straordinaria artista albanese che porterà in scena Casa di Bambola di Ibsen. Fantastico, quindi un weekend pienissimo. C'è un sacco di roba. Avete tutte le informazioni, però informazioni allora, tu le hai dette tutte velocemente. Sì, un po' troppo. Se i nostri amici vogliono andarsela a vedere con calma, c'è una pagina Facebook, giusto? Sì, progetto Ottobre in Poesia, oppure sul sito www.ottobreinpoesia.it e tutti i video e i contributi li trovate su Mister Ottobre in Poesia, che è il canale YouTube. Perfetto. Leonardo, io ti ringrazio, la nostra mezz'oretta si è sgretolata, hai visto? Che bello, parlando di tante cose importanti della nostra terra. Grazie davvero a voi dell'ospitalità. Grazie a te per essere stato con noi, ma voglio ancora averti qui con ospite, magari a parlare anche dell'altro spettacolo con Beppe insieme, non sarebbe male. Perché no? Perché no? Prova a coinvolgere, o magari con Giuseppe Cristaldi, io cerco di tirarlo dentro e perché no? Potrebbe essere un'idea. Allora ci rivedremo. Grazie ancora allora Leonardo, io ringrazio alla regia Cesare Donati, alle telecamere Chico Piu. Vi ricordo, per rivedere le nostre puntate il sito è il nostro www.sardinianlife.it, per qualsiasi comunicazione la mail è info@sardinianlife.it. Noi ci vediamo giovedì prossimo qui da Corte Santa Maria, ciao! Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zevio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Per l'ultimo gesto d'amore, scegliere Funerarte significa non essere soli. Affidati alla serietà, alla discrezione e alla professionalità dell'agenzia funebre Funerarte. Siamo operativi tutto l'anno con reperibilità 24 ore su 24. Offriamo servizi funebri completi a partire da 1.590 euro, con tutti gli onori, sempre. La nostra agenzia si occupa personalmente di addobbi floreali, lapidi e tombe di famiglia, garantendo un grosso risparmio. Agenzia funebre Funerarte, un sostegno importante in un momento difficile. Via Cellini 3, Porto Torres, numero verde 800 510 599. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.